popoli del sud nei cantieri, nei porti, nelle miniere, nelle manifatture, e la sera segregati nei recinti della miseria, le braccia appassite, il ventre cavo, occhi e labbra immensi invocanti un Dio impossibile. Potevo rimanere sordo a tante sofferenze? Così scriveva il primo presidente del Senegal indipendente, Léopold Sédar Senghor. Il Senegal è un'ex colonia francese che ha occupato un posto centrale nella politica coloniale di Parigi e l'antica presenza francese, anche precedente alla colonizzazione, fece sì che il Senegal e i senegalesi furono usati dai francesi come intermediari nell'estensione dell'impero coloniale verso altri paesi africani. Situata a 3,5 km dalle coste del Senegal, Gorée è stata per più di 3 secoli uno degli ultimi porti della tratta degli schiavi. L'isola, patrimonio dell'UNESCO, ospita ancora la tristemente famosa Casa degli Schiavi. Si calcola che gli schiavi sbarcati oltreoceano tra il 1500 e il 1890 furono circa 9.500.000. Gli africani, rapiti ai loro villaggi, alle loro case e alle famiglie, accatastati l'uno sull'altro come bestie, erano destinati a morire in gran parte durante la lunghissima e terribile traversata dell'oceano. Il Senegal di oggi è una nazione con una superficie di 196.764 km² ed è una repubblica presidenziale. Non è dissimile da molti altri stati africani. E questa, che vediamo, potrebbe essere la spiaggia di un qualsiasi altro luogo. Per noi il Senegal è un simbolo. Quella che vogliamo raccontare è infatti la storia di un uomo come tanti, la storia di un essere umano che può rappresentare tutti gli uomini accomunati dalla difficoltà di guardare al futuro con serenità e tranquillità. Uomini diversi, culture diverse, sono le facce di una stessa medaglia cui poche volte guardiamo con attenzione. E questo è anche il volto di un paese che soffre la miseria e l'abbandono, mentre il nostro mondo evoluto, come solitamente viene definito, si disperde nel benessere più smisurato. Siamo in Senegal, ci troviamo a pochi chilometri dalla capitale Dakar, questo è l'Oceano Atlantico, questo è un pezzo di una spiaggia come altre spiagge di questo grande paese. Siamo venuti fino qua giù per cercare di capire il fenomeno che riguarda un po' tutti noi, che è il fenomeno dell'emigrazione. Perché tanti uomini, donne, senegalesi, ma non solo, abbiamo scelto il Senegal come simbolo, lasciano la loro terra, lasciano le loro tradizioni, la cultura, la famiglia, per trasferirsi in Europa, cercare la fortuna in una terra a loro sconosciuta. Siamo venuti qui proprio per chiederlo e qui incontreremo un giovane senegalese, uno come tanti, che ha deciso di lasciare la famiglia, di lasciare tutte le sue cose e di venire a cercare fortuna nella nostra vecchia Europa.
Solitamente in televisione vengono intervistati i politici, gli uomini di governo, i presidenti, e a loro si pongono le domande sul perché dei vari problemi che riguardano i vari paesi, problemi della povertà, sociali, il problema stesso dell'immigrazione. Noi abbiamo voluto invece dare lo spazio alla gente, abbiamo voluto venire qui per chiedere direttamente alle persone il motivo per cui si sentono spinti a lasciare, come vedono la loro stessa terra, il governo che li amministra, come vedono la realtà, attraverso gli occhi di gente semplice come noi. Chiediamolo a loro, incontriamo questo giovane uomo e con lui incontreremo altre persone. Ciao. Assalamu alaikum. Man maay Jean Mendy, fii mooy sama réew Sénégal. Dicevo in Wolof che mi chiamo Jean Mendy e questa è la mia terra, Senegal. C'è il francese che è la lingua invece nazionale. Ecco, la lingua francese è la lingua nazionale, la lingua dei francesi che con la storia sono venuti a colonizzarci. E ci è rimasto quella lingua che si parla a scuola, che si impara a scuola, che si parla nelle officine dappertutto, però in strada si parla il Wolof e a casa. È la lingua che permette tra uno e l'altro, da un dialetto all'altro, di poter comunicare.